Buongiorno e ben trovati per la rassegna stampa di oggi del 3 maggio. Partiamo dalla provincia di Padova sul Mattino. Bus Italia vuole 17 milioni, trasporti e scontro totale. Richiesta irricevibile secondo comune e provincia, si arena la trattativa sul contratto, rischia di iniziare una guerra legale, già affidato l'incarico agli avvocati. Al via i lavori per Field 12, la nuova piscina dei record avrà un diametro di 12 metri e sarà profonda 30. Poi i manager puliscono le strade dai rifiuti in stile giapponese. Coca in cambio di sesso, lei ha solo 14 anni, è stato arrestato l'uomo. Errore coi farmaci, morì il paziente, il medico dovrà risarcire l'ULS. Tante altre notizie. Edoardo morto per un colpo violentissimo sopra l'orecchio, si rifà all'incidente di cui si è parlato. E poi i profughi ospitati all'ex Gabelli e a Padova apre il CAS per i minori. Le notizie un po' più distribuite anche negli altri giornali del gruppo. Gli sgravi fiscali saranno applicati a 9 lavoratori su 10. Andiamo invece su Gazzettino, meno tasse sulle tredicesime. Questa che è un po' la notizia di taratura nazionale. Il piano del vice ministro all'economia, imposta fissa sui premi e mensilità aggiuntive. Il taglio dei contributi esteso da 5 a 6 mesi, scatterà a luglio e arriverà fino a dicembre. Il Veneto vota contro la carne sintetica, ma la sinistra si divide. Questo è un argomento anche per noi. Mascherine, obbligo ancora per un mese. Notizie che troveremo anche su altri giornali, per esempio sul Corriere del Veneto. Se ne parla anche un po' dappertutto. Vedrete contrordine, obbligo di mascherine fino a giugno negli ospedali, mentre i salari aumenti per 1 su 3 è il titolo del Corriere del Veneto, con contratti a termine. In Veneto sono 258.000, Barone, qui nessuno uso eccessivo. E poi abbiamo la fotonotizia: Mister Viola, il tattoo d'amore, il digiuno l'ho iniziato io, e a Venezia il primo vigile italo-cinese. Su Padova andiamo a vedere anche la pagina di Notizie Plus. Addio reddito di cittadinanza, Donazan, assessore al lavoro, incentivata la cultura del lavoro, i bambini imparano la grammatica a 9 mesi. È bello questo articolo che parla dell'Università di Padova. Altri fatti di cronaca: Montegrotto Terme mi ruba l'orologio abbracciandolo, e poi tante altre notizie che arrivano anche dal Trevigiano, tipo l'alcol, oltre le 1000 stragi di patenti. Un po' dappertutto è successa questa cosa. Bene, per quel che riguarda l'edicola di Padova è tutto. A domani.